Svizzera, dalla Germania, addirittura anche da New York, perché quest'anno l'artista appunto era un artista internazionale, quindi abbiamo avuto un pochino di capi a bordo. Diciamo, fortunatamente non ci possiamo lamentare perché diciamo, i clienti ci seguono sempre per questa nostra iniziativa di evangelizzazione della cultura napoletana e non solo, anche della canzone classica napoletana. Naturalmente, oltre alla prossima edizione per la quale lavoreremo già da dopodomani quando sbarcheremo, il nostro obiettivo è quello un po' di sensibilizzare i giovani attraverso lo studio dei classici napoletani nelle scuole. Quindi stiamo progettando con il Comune di Napoli e degli enti e delle associazioni campane che ci patrocineranno una serie proprio di provini per scovare quelli che saranno i nuovi talenti della musica napoletana. Cosa ne pensa di questa iniziativa? È bellissima, veramente bellissima. Io sono venuto in occasione del mio 25° anniversario di matrimonio, non potevo scegliere di meglio. La canzone napoletana veramente è il top e loro fanno in modo che viene, come devo dire, conosciuta anche da chi non la ama, la fanno amare perché veramente sono bravissimi. Complimenti. È un'iniziativa meravigliosa perché la canzone napoletana deve essere rivalutata. Io da addetto ai lavori sono un ex cantante, ma mi sono fatto vecchio, quindi ammiro molto questa iniziativa. Grazie. È l'8ª crociera che faccio. Questa è una delle più belle, se non la più bella, per Napoli, per i napoletani, per tutto. Ci stiamo divertendo, è una cosa meravigliosa e poi il top è Peppino Di Caprio. E complimenti al signor Francisco e a tutta la sua equipe. Auguri e ripeteremo ancora. Per Spinosa sarà una nuova avventura ripetersi al meglio, quindi speriamo che continui sempre così. Per me è la prima volta, quindi è andata benissimo e penso di rifarla. E io spero di ripetermi di ogni anno, di esserci sempre, perché è una cosa meravigliosa che noi portiamo la canzone napoletana in mondo e in più ci sta una cosa importante che unisce delle persone che non conosciamo a diventare un solo gruppo, amici e tante cose belle insieme. Io vi saluto cordialmente e Francesco, l'ultimo saluto agli amici di Napoli Live e a tutti quanti che ci vedono. Niente, un in bocca al lupo a voi ragazzi e grazie soprattutto a Napoli Live perché ci segue costantemente. L'appuntamento è per la prossima 9ª edizione, settembre-ottobre 2016. L'anno scorso abbiamo detto settembre-ottobre 2015, ci rivediamo a settembre-ottobre 2016. L'appuntamento, mi raccomando, non ve lo perdete. Grazie. Grazie a voi e a tutti gli amici di Napoli Live.